Oggi ci troviamo sul Monte Baldo, in provincia di Verona, presso il Baito Novezza. Oggi ci aspetta un giro d'anello veramente bello. Saliremo a Cima Valdritta, che con i suoi 2218 metri è la cima più elevata del gruppo del Baldo. Percorreremo la cresta verso sud fino a raggiungere Punta Telegrafo e poi da lì chiuderemo l'anello. Come vedete, in questi giorni è caduta anche un po' di neve fresca che rende il paesaggio ancora più suggestivo. La giornata è molto soleggiata, quindi siamo pronti a partire per goderci questa splendida giornata. Dal Baito Novezza seguiamo il sentiero numero 66, direzione Forcella Valdritta. Ci mettiamo le ciaspole. A questo bivio continuiamo sul segnavia numero 66, direzione Cima Valdritta, seguendo la Val Campione. Paesaggio e panorama sempre più belli. Siamo arrivati in cresta, finalmente, e qui davanti a noi si apre uno scenario veramente alpino, che è una meraviglia. Ora seguiamo il segnavia 651, la famosa alta via del Monte Baldo, e andiamo in direzione nord verso la Forcella Valdritta. Purtroppo non abbiamo conquistato Cima Valdritta perché c'era troppa neve e pericolo valanghe. Sarà per la prossima volta, in estate magari. Quindi proseguiamo sempre sul 651 e andiamo alla Cima Telegrafo. Si inizia a vedere il lago. Teniamo duro, ultima salita, seguendo il sentiero 658 e arriveremo finalmente al Monte Telegrafo.
Abbiamo raggiunto il Monte Telegrafo, qui c'è un vento pazzesco. Questa cima con i suoi 2200 metri è la terza vetta più alta della catena del Monte Baldo. Adesso ci abbassiamo e andiamo al rifugio. Velocemente siamo scesi al rifugio Telegrafo, Gaetano Barana, a quota 2147 metri. Questo rifugio è il rifugio più alto della catena del Monte Baldo, inaugurato nel 1897 e dedicato appunto a Gaetano Barana. Come vedete, il rifugio è chiuso nella stagione invernale, normalmente è aperto nel periodo giugno-settembre. Ci fermiamo un attimo qui al rifugio per riposare con questo bellissimo sole e per ammirare il lago di Garda, che oggi è uno stupendo tappeto di nuvole. Prima che il sole ci lasci, riprendiamo il cammino seguendo il sentiero numero 652 per ritornare al nostro punto di partenza. Qui scendiamo per Novezza, dove abbiamo parcheggiato l'automobile. È arrivata la notte, frontalini e si scende. Oggi siamo tornati al punto di partenza in notturna, dopo questo magnifico giro d'anello. Possiamo dire che l'escursione che abbiamo fatto è stata impegnativa, sia per il dislivello che per la lunghezza. Inoltre, camminare con le ciaspole è sempre più faticoso, quindi bisogna avere un minimo di allenamento. Come vi abbiamo già detto, non abbiamo raggiunto Cima Valdritta perché in quel tratto di sentiero il rischio valanghe era troppo elevato. Per quanto riguarda il sentiero di rientro dal Monte Telegrafo, vi consigliamo di ripercorrere lo stesso sentiero dell'andata, perché il sentiero numero 652 è molto ripide. E per concludere, mi raccomando, controllate sempre il bollettino valanghe e il meteo prima di partire per l'escursione. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!